Noi facciamo salumi a partire da bovino, suino e cacciagione locale. I nostri prodotti riflettono la tradizione norcina delle nostre parti, sono ricette che abbiamo ereditato dai nostri antenati, dai nostri progenitori, e in particolare i più noti sono sicuramente lo speck, la pancetta, il lardo, i salamini di cacciagione, la bresaola, la carne salata trentina. Ecco, questi sono un po' i salumi più noti, a cui si affiancano anche cose un po' meno note ma molto gustose, come ad esempio la mortandela affumicata della Val di Non. Quando si mangia la mortandela hai un bel sentore di fumo, però a differenza del classico salame, la mortandela è un prodotto che resta sempre bello morbido grazie a questo retino. Noi siamo circondati da prati e boschi, siamo a 1000 metri di quota e un posto che è rimasto incontaminato. La natura veramente per noi è un valore fondamentale e per questo l'azienda investe molto anche in sostenibilità. Abbiamo ad esempio un'importante fornitura di pannelli fotovoltaici sul tetto, siamo molto attenti all'utilizzo delle risorse e diciamo al minimizzare gli scarti e molte altre cose che facciamo proprio per attenzione al luogo e all'ambiente in cui ci troviamo. Questa è la nostra selvaggina, tutta roba locale. Noi raccogliamo la selvaggina della Val di Non, Val di Rabbi e della Val d'Ultimo. Raccogliamo il capriolo, il cervo, il camoscio e la lepre. Prima di tutto si massaggia per far entrare bene il sale fino in centro al pezzo anatomico, specialmente nelle parti più grosse va massaggiato parecchio perché altrimenti non entra il sale. È molto importante seguire passo dopo passo tutto quello che sono le esigenze del cliente da quando nascono a quando il prodotto arriva presso di loro. In particolare per noi è importante avere un prodotto che possa essere sempre lo stesso per stagionatura, per taglio, per caratteristiche. Per noi è molto importante avere un prodotto costante e un servizio che è preciso, puntuale, sia di vendita che di post vendita. Ecco qua siamo in cantina nella nostra cella di affinamento degli speck riserva Rouen, è oltre un anno che questi prodotti sono qua ad affinare. Ecco, questa è la nostra selvaggina in stagionatura, come potete vedere qua ha una bellissima piumatura, la piumatura è importantissima nella stagionatura perché vai a conferire i profumi del quale è caratteristica. Ci piace pensare che anche in futuro la Fratelli Corrà continuerà a essere la più antica azienda di produzione di salumi trentini.